Bundifrus, io mi chiamo Iris e sono qui per contare sulle storie in un modo particolare, dentro le valise. Ecco, questa è la valise. Perché quelle volte i giapponesi raccontavano le storie dentro la valise ai frus e io portavo o da una place o da un giardino e io facevo sentare e contavo queste storie. E allora a me non mi resta altro che augurare un buon ascolto. Il signor Formiche. Il signor Formiche tornava a casa. Aveva con sé un bel cesaron verde, dolce, fresco e al nasale di buon. Pensava, lo mangerai lo signor per cena. E anche mo pensava, sarà dolce, buon e mi emplarà la panza per tutta la settimana. Però appostai che avrai bisogno di un curtis per tagliarlo. E invece di mangiarlo, allora tu via da una scusa di ignoranza che la doprate come scartosso. Il di dopo, alla lavorata si è scanato come un matto, perciò è un bel curtis, per tagliare il cesarone, e allora la chiude anche un piron. Ma forse avrai bisogno anche di un piatto al riserva, così potrai tagliare il cesarone e mangiarlo a tocco spiccioli. Il di dopo si è scanate alla lavorare senza polsare un momento. Paracchiosi un bel piatto rondo, proprio come un cesarone. Dopo poter poiarlo e anche mangiarlo. Di sicuro ho creduto che se hai un piatto, avrai di avere anche un tavolino per poter poiarlo per usare il piatto. E così è tornata a lavorare, senza polsare, senza bevi e senza mangiare. Dopo questo, partì un bel tavolino e anche un chiadrello. Perché un tavolino senza un chiadrello non può stare bene, questo si sa. E per usare il tavolino, una tavola. E per lavare la tavola, il sapone e anche la lavablancieria. E per come dà la lavablancieria quando si scassa, l'idraulico. E per salutare l'idraulico, la porta. E per tornare a mettere tutto a posto, un bel armaron di legno per tornare a mettere tutto in ordine. Così il signor Formiche lavorava proprio come le formiche. Tutti i giorni si scanava come un matto. E tal frattempo pensava al suo bel verde e buon cesarone. Finalmente lunedì è tornata a casa al dis. Oh, come hai proprio te fame. Così alla avvierto un po' plancuccio e un po' alla svelta e scartò fatto con la scusa di ignoranza e alla chiatata il cesarone. Quando l'avvierta l'ha veduto che era tutto secco, frappato, brutto e ingrisignato. E invece di nasare di buono, pucciava e calvava il colero. Non sameava per noi a un cesarone. Il signor Formiche pensa, sono stato proprio un pote.
e ha serato un voli. Così ha chiappato il Cesarone, o c'è che l'era restato di lui, e lo ha tratto dal bidone. E col Cesarone ha tratto anche il Pirone, il Curtis, l'Armarone, la Chiadrè, il Taulino, il Plat, il Savon al limone e la lave biancherie con dentro l'idraulico. Perché che queste alla capì che non conventava fa tutte queste robe e perdi tutti questi tutini per mangiare domo un Cesarone. Così alle lava di fuori e ce l'ha chiatato un lampone rosso, ma soprattutto grosso, sugoso e saporito. E si lo è mangiata ormai. Ecco, Frus, la storia è stata contata. Io spero che vi sia piaciuta e si vede la prossima volta. Mandi!